Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, un'altra puntata con associazioni di consumatori, questa volta Federconsumatori, si alternano di volta in volta, il tutto nel programma Sportelli regionali e iniziative mirate a vantaggio dei consumatori, realizzato nell'ambito del programma della Regione del Veneto con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico DM di 10 dell'8 del 2020. Importantissimo comunicare, far capire le tante problematiche che vengono affrontate, il fatto che le associazioni di consumatori, i Federconsumatori, sono sempre vicine ai cittadini, cercano di dare una mano, un supporto non solo nella comprensione ma proprio nel risolvere le tante problematiche che purtroppo ogni giorno dobbiamo affrontare e diventano sempre anche più pesanti se queste diventano concomitanti con altre. Per parlare di questo, questa volta il tema in modo particolare sarà il registro pubblico delle opposizioni, attenzione al Black Friday, ci saranno delle raccomandazioni, parleremo di inflazione, tassi di interesse, morosità sui mutui e prestiti. Abbiamo il piacere di essere collegati con Giovanna Capuzzo, Presidente regionale Federconsumatori. Presidente, ben arrivata, ben ritrovata. Buongiorno, ben ritrovati. E abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Dario Belli, Presidente Federconsumatori di Padova. Presidente, grazie anche a lei. Grazie a voi, buongiorno, un saluto a tutti. Allora, io direi di incominciare con la Presidente regionale che ci spiegherà cosa si tratta in modo particolare quando parliamo di registro pubblico delle opposizioni. Ne abbiamo già accennato, però è bene essere sempre più precisi e raccontare di che cosa si tratta nello specifico. A lei. Sì, allora abbiamo voluto dedicare una piccola parte di questa trasmissione per riprendere il tema del registro pubblico delle opposizioni, in base ovviamente anche alle segnalazioni numerosissime che pervengono ai nostri sportelli. E di fatto il registro pubblico delle opposizioni è quel sistema che probabilmente tutti conoscono, che consente in qualche modo di bloccare e limitare le chiamate indesiderate di telemarketing. E diciamo che la nuova configurazione del registro pubblico delle opposizioni è partito a luglio di quest'anno, dopo una gestazione un po' lunga, perché ricordiamo che il registro delle opposizioni nasce nel lontano 2010, solo che all'epoca era destinato solamente alle numerazioni presenti sugli elenchi telefonici e poi è stato man mano esteso anche ai numeri di telefonia fissa non presenti negli elenchi, fino ad arrivare alla configurazione attuale che consente anche il blocco delle chiamate che riceviamo ovviamente ai cellulari, che sono ovviamente adesso molto più utilizzati rispetto alla telefonia fissa. Il problema però qual è? Il problema è che fondamentalmente, appunto, in base alle segnalazioni, noi abbiamo fatto anche proprio a livello nazionale una rapida rilevazione che di fatto è durata solamente un paio di settimane, ma alla quale hanno partecipato oltre 2000 persone, e da questa rilevazione effettivamente è venuto fuori che il 98,5% delle persone che hanno aderito a questo sondaggio lamenta il fatto che nonostante l'iscrizione a questo registro continuano a ricevere le chiamate desiderate di telemarketing. Ma dai, allora ricordiamo sì, purtroppo sì. Quindi, allora ricordiamo che il registro c'è una slide successiva, così spieghiamo step by step perché è importante, così tutti lo comprendono. Allora, sostanzialmente, il cittadino, un intestatario di un contratto telefonico, si iscrive via web digitando quel codice che voi avete messo, eccetera, via telefono con il numero fisso oppure l'800, eccetera, oppure via mail e si iscrive a questo registro pubblico delle opposizioni, giusto Presidente? Esattamente, quindi teoricamente una volta inserita la propria numerazione all'interno di questo elenco, in teoria entro un giorno lavorativo o al massimo comunque entro 15 giorni, la propria numerazione dovrebbe di fatto scomparire da tutti gli operatori che sono intenzionati a fare queste telefonate di promozione, o perlomeno in relazione a quei operatori che abbiamo selezionato e per i quali non desideriamo ricevere chiamate. Ecco, la fermo di nuovo. Dovrebbe scomparire, ma se l'operatore che si è dato in possesso di questi numeri, adesso non so bene tecnicamente come avvenga, se l'è trascritto, se l'è copiato, c'ha un cartaceo, l'ha copiato in un file, non scompare perché diventa un file staccato? Allora, la questione è questa, però tecnicamente tutti gli operatori che hanno intenzione di attivare una campagna di telemarketing sono obbligati innanzitutto a iscriversi all'interno di questo portale che riguarda sia gli utenti sia gli operatori che svolgono questo servizio, e proprio in virtù appunto di questa iscrizione nel registro loro devono consultare questo registro e vedere quali numerazioni hanno chiesto di non essere disturbati. Quindi hanno un onere, insomma, in capo a loro incombe un onere di informazione.
Allora, la normativa prevede un onere per tutti gli operatori che svolgono in maniera legale, e sottolineo legale, questa forma di attività. Il problema però, ovviamente i problemi sono molteplici. Di fatto teniamo presente che in Italia esistono oltre 1400 aziende di call center, oltre ovviamente alle attività che le aziende stesse in proprio fanno per il telemarketing. Attualmente non tutte sono regolarmente iscritte, da quanto ci ha comunicato il garante man mano ci sono quotidianamente circa una trentina di aziende che provvedono all'iscrizione, però il problema di base è che purtroppo esistono tante società di telemarketing che lavorano in maniera illegale e non rispettando le regole. Allora, questo come sempre ci sono dei problemi poi, che poi vanno in capo a voi, perché se il cittadino poi li solleva voi dovete cercare di sbrogliarli. Vediamo la slide successiva per spiegare bene ancora, così potete anche da casa leggervelo, a che cosa serve di preciso, perché giustamente come lei ha sottolineato ne abbiamo già parlato, però forse a tutti non è stato ben chiaro. E quindi con la slide che dice a cosa serve, quindi se non vuoi ricevere chiamate di telemarketing indesiderate, quindi è bene precisare questo. Dica lei che cos'è il telemarketing, che è abituata a spiegarsi con parole semplici. Sì, allora il telemarketing di fatto è quella forma di promozione pubblicitaria e finalizzata alla conclusione di un contratto per la vendita di un bene o di un servizio che ogni società fa attraverso il sistema della posta cartacea o proprio in questo caso insomma anche attraverso le telefonate. E comunque ricordiamo che il registro pubblico serve per bloccare sia le telefonate che l'invio ovviamente cartaceo. È chiaro che però la normativa ha escluso alcune forme di telemarketing ritenendole di fatto corrette, e sono quelle o relative alle società alle quali abbiamo dato comunque accesso, perché ricordiamo che nel registro pubblico è possibile o bloccare integralmente tutte le chiamate di telemarketing e quindi di promozione commerciale, oppure selezionare determinati operatori. Infatti qualora io fossi interessata a ricevere offerte per quanto riguarda la telefonia, è chiaro che non andrò a bloccare le chiamate che provengono da quelle società. Però oltre a questo teniamo presente che comunque, nonostante noi avessimo per esempio scelto il blocco totale delle chiamate, noi comunque riceveremo determinate chiamate che, come appunto si vede in questa slide, sono quelle relative alle società con le quali abbiamo ancora in essere un contratto di fornitura. Per esempio facciamo riferimento appunto alle società di telefonia, piuttosto quelle che ci forniscono la luce, l'acqua, il gas, oppure quelle con le quali abbiamo cessato il contratto entro 30 giorni, ovvero io concludo un contratto con un operatore telefonico, questo operatore potrà comunque contattarmi entro i 30 giorni successivi rispetto alla chiusura del contratto. Dopodiché continueremo a ricevere le telefonate che riguardano ovviamente le indagini statistiche effettuate però dagli enti e dagli uffici di statistica che sono regolarmente accreditati, e purtroppo continueremo a ricevere le telefonate che hanno provenienza estera. Perché dice purtroppo? Perché questo è un modo per bypassare il sistema? Non so, chiedo. Sì, perché abbiamo visto che purtroppo varie società, anche con la delocalizzazione di alcuni servizi, si appoggiano a compagnie le cui telefonate provengono dall'estero. Oltre appunto, come si diceva prima, molte compagnie che non lavorano correttamente e quindi utilizzano anche delle forme improprie di contatto, per esempio simulando dei numeri di telefono, quindi utilizzando il mezzo dello spoofing e quindi facendo sì che vengano prodotte delle numerazioni fittizie, come spesso accade, insomma, di ricevere una telefonata, dopodiché si richiama e quel numero non è più esistente. Il metodo dello, come l'ha chiamato? Dello spoofing. Ah, ok, perfetto, quindi impariamo anche terminologie nuove. Ma le volevo chiedere, quando arrivano queste telefonate dalle Filippine, anziché da chissà quali paesi lontani, con questi prefissi, se la persona risponde, ha un costo rispondere? Dipende dalla tipologia di telefonate che si ricevono. A volte succede anche di ricevere delle telefonate multe, in quel caso appunto è la società che ha prodotto un numero eccessivo di numerazioni da utilizzare, quindi alcune vengono di fatto
risultano di fatto silenziose, mentre ci sono altre forme di truffe per le quali appunto si ricevono delle telefonate il cui costo viene poi addebitato al consumatore. Quindi è pericoloso rispondere, insomma, cioè è rischioso perché magari un pensionato si ritrova poi a dover pagare chissà quanti soldi solo per aver risposto? Purtroppo sì, ci sono delle forme particolarmente complesse di contatto per le quali abbiamo verificato esserci appunto questa forma di addebito improprio. Sono ovviamente rarissime e comunque in ogni caso vanno sempre segnalate alle autorità competenti. Chiaro. Allora, la funzionalità del registro per l'utente, vediamo un'altra slide così ce la spiega bene, Presidente. Eccolo qua. Sì, infatti appunto la funzionalità del registro pubblico delle opposizioni, come vedete, è molteplice. Di fatto ci si può iscrivere ex novo, quindi inserire la propria numerazione sia fissa che mobile all'interno del portale. Si può effettuare un rinnovo dell'iscrizione, perché ricordiamoci che l'iscrizione nel registro delle opposizioni non blocca in automatico tutti i consensi al contatto, ma va a bloccare solo quelli precedentemente accordati prima dell'iscrizione. Semplificando, se io oggi mi iscrivo al registro pubblico delle opposizioni, io teoricamente so che da qua ai prossimi 15 giorni non sarò più contattato da tutte le società alle quali io magari consapevolmente o accidentalmente o inconsapevolmente ho rilasciato il mio consenso. Se però decorsi i 15 giorni io per caso venissi a contatto con una società o semplicemente, come è il caso che facciamo spesso, magari sottoscrivo una tessera fedeltà all'interno di un esercizio qualsiasi e poi rilascio il consenso per il trattamento dei miei dati che possa essere fornito anche a terzi, ecco allora che quei terzi o quel diretto soggetto con il quale ho stipulato la carta fedeltà è autorizzato a contattarmi. Quindi laddove io rilasciassi dei nuovi consensi posso riscrivermi al registro delle opposizioni e quindi annullare anche i successivi consensi che nel frattempo magari ho rilasciato. Chiarissimo. Dopodiché è possibile anche cancellare l'iscrizione, quindi ovvero rendere di fatto contattabile la nostra numerazione a tutti, oppure come si diceva in precedenza selezionare con quali operatori voglio avere effettivamente un contatto commerciale o comunque di promozione. Volevo chiedere, ma dopo andiamo in pubblicità, poi continuiamo ancora dopo la pubblicità questo tema. Ad esempio tante volte arrivano che per vedere un sito o qualcosa devi accettare il consenso, accettare. Questo accetta potrebbe essere un'autorizzazione anche a ricevere telefonate? Sì, assolutamente sì, infatti uno di quei consigli che possiamo dare è assolutamente quello di avere come sempre la massima accortezza nella gestione e nel rilascio dei propri dati. Il consumatore deve essere consapevole del fatto che purtroppo anche una semplice leggerezza o una velocità con la quale si rilasciano i consensi, si rilasciano le crocette o semplicemente anche in un sito internet si flaggano quelle caselle in cui viene chiesto l'autorizzazione al trattamento dei dati, questo può comportare appunto una corretta e una lecita poi forma di contatto da parte della società. Certo, è un'autorizzazione che uno dà. Esattamente, quindi massima attenzione a quello che si va a sottoscrivere come sempre. Infatti, è che appunto che lei l'ha detto bene, nella fretta, nella foga, nel fatto che comunque ti compaiono da tutte le parti e tu per toglierli non fai altro che cliccare e poi ti trovi in queste situazioni. Grazie. Torniamo con lei, resti con noi in linea, telespettatori seguiteci, pubblicità pochi secondi, poi ricominciamo.